Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fermati 2 scafisti egiziani, sarebbero i responsabili della traversata del 17 giugno scorso in cui persero la vita 10 migranti. Palazzolo Acreide, 9 le persone indagate per la morte del piccolo Vincenzo, tra loro anche l'educatrice che ha tentato di salvarlo calandosi nel pozzo. La madre: non avrò pace. Cocente delusione per l'eliminazione dell'Italia dagli europei. Su questo tono i commenti che abbiamo raccolto. Mandateli a zappare. Fine giugno con il gran caldo ad Aci Castello, una corsia protetta per nuotare in tutta sicurezza. Festa VIP bloccata alla riserva marina di Isola delle Femmine. Il direttore: cicche e bicchieri ovunque, è stato uno scempio. Da domani chiude nelle ore notturne il tratto della A20 tra Messina e Rometta per consentire i lavori alla Galleria Telegrafo. La piazza di Castellursino a Catania come una pista da ballo alla console DJ degli anni d'oro per festeggiare ancora una volta la nuova area pedonale. Calcio, vigilia di calciomercato, ma le società sono già al lavoro da tempo. Catania e Trapani hanno già portato a segno alcuni colpi. Traffico di migranti, fermati 2 scafisti egiziani che sarebbero i responsabili della traversata mortale del 17 giugno scorso, durante la quale 10 extracomunitari hanno perso la vita nella stiva di un barchino. Tonino De Mana. 2 scafisti egiziani sono stati fermati dalla polizia su disposizione della Procura di Agrigento e della Procura dei minorenni di Palermo con l'accusa di traffico di migranti. I fatti contestati si riferiscono alla traversata mortale del 17 giugno scorso e all'ennesimo viaggio della Speranza, finito in tragedia, nel canale di Sicilia. I 2 egiziani avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 54 migranti, prevalentemente di nazionalità pakistana e del Bangladesh, per trarne profitto tracciando la rotta alla guida di un'imbarcazione inadatta ad effettuare il viaggio e in pessime condizioni di sicurezza, tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità, cagionando la morte per asfissia di 10 extracomunitari che si trovavano nell'imbarcazione. Uno dei 2, minorenne, avrebbe curato le operazioni di imbarco dei migranti in Libia. Il ragazzino, secondo l'accusa, avrebbe impedito l'uscita dalla stiva dei soggetti poi deceduti, minacciandoli anche con un coltello a serramanico. A lanciare l'allarme e a prestare i primi soccorsi era stata la nave ONG Nadir, che aveva intercettato il barchino a 47 miglia a sud di Lampedusa, richiedendo l'intervento delle autorità italiane. Intanto il mare calmo facilita partenze ed arrivi per un'emergenza immigrazione senza fine. Restano ancora tanti punti da chiarire sulla tragedia di Palazzolo Acreide, per capire in particolare come e perché il piccolo Vincenzo sia precipitato nel pozzo. Intanto la madre del piccolo, con un post su Facebook, dice: grazie a tutti ma non avrò pace. Luca Ciliberti. Tanti dubbi da chiarire e per questo gli investigatori prendono tempo. Il pozzo, la botola, la sicurezza e il ruolo degli organizzatori. Al momento sono 9 gli indagati per la tragedia di giovedì scorso in una fattoria didattica a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove un bambino di 10 anni che stava partecipando a un grest estivo organizzato da una onlus locale ha perso la vita cadendo in un pozzo di 15 metri. Oltre al proprietario del terreno su cui è stato realizzato il pozzo, che è anche il presidente dell'associazione che gestiva il campo, gli 8 accompagnatori del gruppo, tra i partecipanti anche alcuni disabili. Mentre gli educatori seguivano i piccoli disabili, una volontaria di 54 anni avrebbe dovuto seguire i piccoli normodotati. Tra questi Vincenzo Lantieri, che frequentava la 4ª classe dell'istituto comprensivo Iudica di Palazzolo. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la gita stava per concludersi poco prima delle 13, mentre tutti stavano salendo sul pulmino che li avrebbe riaccompagnati in sede. Vincenzo si sarebbe allontanato salendo sulla copertura in lamiera del pozzo e saltandoci su. Il peso del corpo avrebbe fatto saltare il chiavistello e la botola si sarebbe aperta facendo precipitare il piccolo. L'autopsia, che presumibilmente sarà eseguita a metà settimana, dirà se il piccolo è morto annegato. Nei giorni scorsi un testimone aveva riferito che il bambino, dopo essere caduto, aveva chiesto aiuto, ma gli inquirenti non confermano il racconto e ritengono che possa essere morto sul colpo. Per tutti gli indagati l'accusa è di omicidio colposo. Si stanno verificando eventuali distrazioni, mancanze o responsabilità di chi avrebbe dovuto seguire e sorvegliare i ragazzini. Eppure la fondazione che ha organizzato la gita non è nuova ad attività di questo genere. Il grest estivo, infatti, nel programma prevede da sempre delle gite fuori porta e delle escursioni. Il paese intanto è raccolto nel lutto. Ieri sono saltati i festeggiamenti
per il santo patrono. La comunità ha preferito chiudersi nelle riflessioni e nel silenzio. Cambiamo decisamente argomento. Europei da dimenticare per la nazionale italiana. Tutti sono delusi e qualcuno, le testimonianze che abbiamo raccolto, non le manda a dire. Francesco Aloi. Le notti magiche di Euro 2020 sembrano lontane anni luce. 4 anni dopo, l'Italia campione d'Europa si ferma agli ottavi. Pessima, senza formazione, senza squadra, voglia di giocare né niente. Delusione totale. Ma di chi è la colpa secondo lei? Di tutti. Allucinante. Vabbè, lo sapevo che finiva così. È da cambiare tutto, da sostituire tutti e poi mandare certi giocatori a lavorare la terra. Ma secondo lei c'è stato un migliore in campo? Donnarumma. Una delusione totale, perché secondo me c'è da prenderli, non voglio essere volgare, ma cambiare squadra totalmente, che non sono cose di giocare. Per le feste in piazza e di caroselli bisognerà aspettare il 2026, quando si giocheranno i mondiali. Chissà, in quel caso, cosa farà l'Italia e soprattutto se si qualificherà. Intanto sui social sta girando questa foto. Ogni commento sarebbe superfluo. E qualcuno si consola andando in spiaggia. Oggi è l'ultima domenica di giugno, è l'insegna del gran caldo e c'è una novità anche per i nuotatori. Tonino De Mana. È un'Italia spaccata in due, vento e grandine al nord, gran caldo al sud, con il termometro ben oltre i 35 gradi, assaggio di un inizio di settimana ancora più torrido, con picchi di 40 gradi nel siracusano. Domenica da bollino arancione per Palermo, Messina e Catania, ad Aci Castello il sole picchia di buon mattino, l'unico rimedio è immergersi nelle splendide acque dello Ionio. Abbiamo la fortuna qua di poter nuotare tutto l'anno. Per chi poi tra l'altro nuota lo fa in modo agonistico, ma anche per chi non lo fa, diciamo che è una risorsa infinita il mare. Fare un bagno Con il ghiaccio di dentro. C'è chi invece si gode la brezza marina da un punto di osservazione privilegiato. Qui la panchina non è quella azzurra, traballante di Spalletti dopo il flop con la Svizzera, ma colorata e con vista mozzafiato. Abbiamo il castello Normanno a destra e l'arcipelago dei Ciclopi a sinistra. Meglio di così, poi qua è più ventilato pure. bello e troppo poco, meraviglioso. C'è chi scende a mare e chi risale. Per tutti tra Aci Castello ed Aci Trezza c'è una gradita sorpresa. Della realizzazione del percorso di nuoto in acque libere in uno dei posti più belli secondo me al mondo, che qui 2 poliziotti che saranno in acqua scooter a controllare appunto questo percorso, perché è un percorso che deve essere fatto in assoluta sicurezza. A motivare la rivoluzione swim è una castellese degli irriducibili. Nasce da un gruppo di nuotatori che nuotano qui estate e inverno. Avendo osservato un po' la situazione abbiamo chiesto di nuotare in sicurezza. Le boe gialle delimitano la corsia protetta per nuotatori ed appassionati di sport acquatici, per una pista nuotabile che consente di vivere un'esperienza unica tra i millenari faraglioni. Una festa non autorizzata è stata organizzata sull'isolotto di Isola delle Femmine, che è proprietà privata ed è un'area marina protetta. Le forze di polizia hanno bloccato l'evento, un appuntamento esclusivo riservato a imprenditori e professionisti della buona borghesia palermitana. Un vero scempio, ha commentato il direttore della riserva Vincenzo Di Dio. Hanno lasciato cicche di sigarette, bottiglie di plastica, bicchieri, volevano persino fare un falò. I 200 partecipanti sono stati identificati dalla Guardia Costiera. In estate si tende a mangiare di meno, ma gli esperti criticano questa scelta. Sentiamo allora i suggerimenti della nutrizionista Francesco Aloi. La prova costume è importante. Estate è sinonimo di sole, mare, vacanze e buona dieta. Sì, la dieta. Un po' di attività fisica, rimanere idratati e andare a mare, che va bene. Ma la dieta? Alimentazione, la giusta alimentazione, senza esagerare. E cosa si mangia? Tutto, non ci sono restrizioni, però nelle giuste quantità. E così c'è anche chi potenzia lo sport con una corsa o una pedalata. Ognuno prova a fare il massimo per presentarsi al mare in piena forma, però tutto dipende da quello che si mette in tavola. Con le alte temperature si tende a mangiare di meno, ma non dovremmo farlo, dobbiamo piuttosto scegliere gli alimenti giusti. Il più importante, ricordiamolo sempre, è l'acqua, almeno 2 litri al giorno. Acqua che naturalmente si trova anche nella frutta e verdura. Assieme alle fibre utili al nostro intestino
inseriscono nel nostro organismo una quantità importantissima di vitamine, sali minerali e antiossidanti. E al mercato che c'è un tripudio di colori tipici dell'estate, ciliegie, pesche e tanto altro. In estate cosa si vende di più? Tutta frutta. E allora il binomio perfetto qual è? Un bel bicchiere d'acqua prima di iniziare il pasto e una bella porzione di verdura colorata. Quindi se volete restare in grande forma c'è solo un'alternativa: rinunciare alle grandi abbuffate resistendo alle tentazioni e mangiando bene. Provateci. E vediamo adesso le spettacolari immagini dell'attività stromboliana alla Voragine, uno dei crateri sommitali dell'Etna che da 2 settimane propone esplosioni di lava e fontane. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania segnala anche l'emissione di una colata lavica intracraterica che fluisce appunto all'interno del cratere Boccanuova. Il tremore vulcanico si mantiene su valori medio-alti. Per quanto riguarda invece le deformazioni del suolo non si segnalano variazioni di rilievo. Manifesti segnati a lutto per commemorare la morte di un lago. L'iniziativa dei Giovani Democratici di Enna che nel pomeriggio accanto all'autodromo celebreranno il simbolico funerale. Il lago di Pergusa non esiste più, dicono, è uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi anni. Il cambiamento climatico e la siccità che hanno colpito la Sicilia hanno dato il colpo di grazia all'unico lago naturale dell'isola. Si poteva intervenire, ma è mancata la volontà politica, è la loro accusa. Da domani e per 25 giorni verrà chiusa nelle aree notturne il tratto dell'autostrada A20 fra Rometta e Messina Boccetta. Sentiamo Francesco Triolo. Sì, si parte dal 1° luglio, dobbiamo intervenire principalmente nella galleria Telegrafo, per cui è previsto dal 1° al 25, ma confidiamo di finire prima questi lavori, la chiusura totale della galleria nelle ore notturne, ovvero dalle 22 alle 6, tranne la domenica dove la galleria sarà chiusa dall'1 alle 6. Saranno 25 giorni di disagi. Da domani scatta l'ordinanza con cui viene chiuso il tratto di autostrada 20 da Rometta a Messina. La via alternativa è quella della strada statale 113 con appesantimento della viabilità locale. L'uscita obbligatoria sarà a Rometta, ma non per i mezzi pesanti diretti per esempio agli imbarchi dalla fascia tirrenica che di notte dovranno raggiungere Buonfornello e poi fare la A19 e quindi la A18, oltre 300 km in più. La cosa più importante è quella di bloccare i tir nella direzione Palermo che vengono da Palermo all'uscita del casello di Rometta, in quanto se ciò non avvenisse questi si riverserebbero sulla statale con conseguenze molto critiche. Intanto si continua a parlare del viadotto Ritiro, sono in corso le prime prove di carico, i risultati saranno consegnati al direttore dei lavori e al collaudatore che dovranno certificarli. L'obiettivo è aprire il viadotto entro fine mese. L'auspicio è per giorno 30 luglio nella mattinata perché tutto dipende dal risultato delle operazioni di collaudo che sono iniziate oggi sul viadotto. Un 20enne di Favara è morto la notte scorsa in un incidente stradale fra scooter lungo Viale delle Dune a San Leone. Il giovane è deceduto dopo l'arrivo in ospedale, altri 3 giovani sono rimasti feriti. Una donna di 31 anni, Oriana Bertolino di Marsale, è morta ieri sera sull'isola di Gozo a Malta precipitando in mare da una scogliera a bordo di un quad guidato da un altro marsalese. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla scogliera, nota per il suo arco di roccia. La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo. Vi raccontiamo adesso una storia di speranza, proprio dal nome della neonata affetta da atrofia muscolare spinale che al Policlinico di Messina è stata trattata con una terapia innovativa.
Si chiama Speranza, come la storia che vuole scrivere. È la prima bimba asintomatica in Sicilia ad essere trattata a 27 giorni con terapia genica per SMA, l'atrofia muscolare spinale. Una storia che arriva dal Policlinico di Messina, dove la bimba di origini palermitane viene seguita dalle professoresse Sonia Messina ed Eloisa Gitto, responsabili dei reparti di malattie neurodegenerative e TIN, attraverso la terapia genica, ovvero un approccio innovativo che la aiuterà a non sviluppare i sintomi di una malattia che avrebbe altrimenti limitato in maniera grave le sue abilità motorie, respiratorie, la capacità di deglutire, con una drastica riduzione della sua aspettativa di vita. Questa è una malattia molto grave, purtroppo prima di queste terapie portava al decesso entro l'anno di vita, e invece grazie a queste terapie questi bambini hanno un'aspettativa di vita sovrapponibile ai bimbi sani. Una storia particolare fatta anche di sinergie virtuose tra realtà ospedaliere e professionisti scrupolosi dopo la prima diagnosi al Policlinico di Palermo, prima del trasferimento a Messina. Pur essendo la piccola asintomatica, la diagnosi precoce genetica in questo caso è stata fatta pochi giorni dopo la nascita per la presenza della malattia nel fratellino di 2 anni, che ha potuto beneficiare della terapia genica ma solo a 11 mesi. Quindi ancora una volta è urgente, importante, fondamentale che anche la Sicilia, come la quasi totalità delle regioni italiane, dia inizio allo screening neonatale. Screening che si fa nei primissimi giorni di vita e quindi permette una terapia immediata. Tutti in pista ieri sera a Castellursino, nella piazza di recente pedonalizzata, una festa e musica per ricordare la Catania degli anni d'oro. Luca Ciliberti. Gli anni dei pomeriggi giovani. La musica degli anni d'oro della discoteca, la piazza gremita e l'atmosfera della festa. Piazza Federico di Svevi a Catania per una sera ha rinverdito i fasti del pomeriggio giovani di Catania, una moda che faceva parte dello stile di vita dei ragazzi che frequentavano i locali solo nel pomeriggio del fine settimana per poi rituffarsi nello studio, nello sport e sui libri. Un evento gratuito organizzato dall'amministrazione comunale al Castellursino dopo la pedonalizzazione per riappropriarsi degli spazi pubblici del centro storico e restituirli alla città. Non è stato un ritorno al passato o un ritorno di nostalgici di una città che non esiste più, ma una serata di puro divertimento accompagnata dalle note delle 8 coppie di disc jockey che si sono alternate in console e che hanno segnato diverse generazioni di giovani, oggi adulti e professionisti, che guardano a quegli anni come un periodo di grande effervescenza in una Catania propositiva che emergeva anche sul piano nazionale. E tra i ballerini d'eccezione, in prima fila, anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, che quegli anni li ha vissuti in prima persona. In piazza oltre 2000 persone che hanno ballato a ritmo di rock, funky, dance e musica italiana con momenti di assoluto coinvolgimento. Le foto, i reel e le storie sui social hanno contribuito al successo dell'iniziativa, che oggi in molti chiedono di replicare. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato. Da domani scatta ufficialmente il calciomercato, ma le società isolane sono al lavoro già da tempo. Marco Carli. Tutti pronti al via ufficiale del calciomercato, ma le dirigenze sono al lavoro già da tempo e qualche squadra ha già ufficializzato o definito i primi colpi. In Serie B, a Palermo, il primo rinforzo in arrivo è quello del difensore Nicolau dallo Spezia. La trattativa sarà definita nella prossima settimana. Ai liguri dovrebbero andare Soleri e Aurelio. L'altro colpo in arrivo è a centrocampo. Ritorna in tal senso il nome di Mazzitelli del Frosinone. Andando in C, ecco il Catania che ha già messo a segno 2 importanti trattative. Dopo Carpani è stato il turno di Adamonis. Anche in questo caso il club ha scelto i profili social per far ammirare e conoscere le prerogative dell'estremo difensore lituano classe 1997. Biennale per lui con opzione per il terzo anno. Con il Perugia nel torneo appena concluso ha collezionato 36 presenze mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni. È solo l'inizio di una vera rivoluzione con tanti nomi in arrivo e con D'Andrea del Cirignola vicino alla chiusura. Una squadra che non perde tempo è anche il Trapani di Antonini che già si segnala fra le società più attive. Dopo Fall, Udo e Seculin, pronto a sbarcare in Granata l'attaccante Mamadou Kanouté,
Ultima stagione al Taranto, 13 gol e 3 assist per il senegalese. In arrivo ci sarebbero anche l'esterno sinistro Martina, ex Ancona, e il mediano Carraro della Feralpi Salò, quasi definito il passaggio in granata del difensore Benassai della Lucchese. Nel Messina continuano a tenere banco soprattutto le vicende societarie. Entro metà settimana il presidente Sciotto potrebbe chiudere la trattativa per la cessione delle quote di maggioranza ad un gruppo anglo-americano che opera nella New Economy. Sciotto rimarrebbe all'interno del club con quote di minoranza fino a quando non si dipanerà la questione societaria, tutto fermo sul fronte mercato. E parliamo adesso di beach soccer. Sarà una finale tutta catanese quella che assegnerà nel pomeriggio la Coppa Italia nell'arena di Capopeloro a Messina. Una finale tutta catanese a Messina. Al Beach Stadium di Capopeloro saranno le due squadre etnee, Catania Beach Soccer e Catania FC, a contendersi la Coppa Italia 2024. Appuntamento alle 18:30 per un ultimo atto a tinte rosse-azzurre. Un derby inedito, il primo in una finale di Coppa Italia. Se per il Catania FC una prima assoluta, per il Beach Soccer è la 14ª finale di un trofeo che il club di Giuseppe Bosco ha già vinto 6 volte. In semifinale Catania FC ha battuto per 3-1 Viareggio, la squadra che fornisce più giocatori alla nazionale azzurra. Gli etnei hanno indirizzato il match già nel primo tempo con le reti del brasiliano Udine e del portoghese Jordan. Nel secondo tempo Catania ha controllato il ritorno dei viareggini e nell'ultima frazione ha piazzato il colpo decisivo con il fuoriclasse brasiliano Bruno Xavier. Nell'altro incrocio di semifinale Catania Beach Soccer e Città di Milano hanno giocato una partita di grande livello con colpi di qualità assoluta. Gli etnei hanno avuto la meglio grazie anche alla maggiore esperienza in gare di questo tipo. Nel 2-1 finale è successo tutto nel primo tempo. Al gol di Percia Montani ha risposto Savarese. Rafael ha firmato la rete della vittoria. Protagonista dunque il portiere della squadra catanese. Fra qualche ora la finale, che comunque andrà, resterà nella storia del beach soccer siciliano. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.